Gianfranco Coppola, il presunto assassino di Marilena Corrò, si trovava in libertà grazie alla cauzione pagata da alcuni italiani di Capoverde. 3 anni fa l'uomo era stato condannato per le violenze su un connazionale al quale aveva provocato lesioni molto gravi. La conferma arriva dalla console onoraria di Capoverde a Milano, Edna Lopez, che sta seguendo la vicenda. Sappiamo che alcuni membri della comunità italiana a Capoverde fecero all'epoca una raccolta, una colletta. Mi sembra che quello richiesto i soldi richiesti fossero intorno ai 3.000 euro. Dato che questa signora sembra non ce l'avesse, qualcuno si disponibilizzò ad organizzare questa colletta. E sull'isola è polemica tra gli stessi italiani. Sui social in molti dicono ai connazionali che avevano messo mano al portafogli di vergognarsi. Sembra però certo che se non ci fosse stato quel pagamento servito a risarcire la vittima dell'aggressione, l'uomo forse non avrebbe fatto del male alla donna trevigiana. Ma di certo ciò che sente la comunità italiana giù è questo senso del fatto che se lui all'epoca non fosse stato liberato, oggi non avrebbe potuto commettere ciò che ha commesso. Coppola intanto avrebbe ammesso parte delle responsabilità, negando però di aver usato armi contundenti e che la donna sarebbe morta dopo aver sbattuto la testa, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza. Con lui si trova in stato di arresto un altro italiano, Pierangelo Zigliani, accusato di averlo aiutato nel ripristinare la scena del delitto. Quanto al movente, è la stessa console a confermare le voci che arrivano dall'isola. Coppola, che gestiva la piccola pensione della Corrò quando lei era assente, non saldava i propri debiti. La donna per questo aveva preteso il credito dicendo a Coppola di essere pronta a denunciarlo per spaccio di droga che in questi giorni è stata trovata in casa dell'uomo nel corso di una perquisizione. Per le modalità del delitto, tutta l'isola è sotto shock. Sono tutti sconvolti, diciamo che la comunità italiana in generale a Capoverde e anche la comunità capoverdiana è sconvolta da questo delitto.